Eccoci tornati in diretta, 11 e 11 minuti, ancora una buona giornata a tutti da Gol de Ponta, Radio Bella Monella, Radio Peter Pan, in diretta dal terzo livello della Grande Mela. Allora c'è il nostro amico Battista che è venuto a trovarci e che vuole salutare il suo ragazzo che si chiama Luca. Ciao Luca, so che hai un occhio sul progetto e l'orecchio verso Radio Bella Monella, perciò mi raccomando continua così e in bocca al lupo naturalmente per i tuoi studi. Dunque è il momento di collegarci adesso invece con il nostro grande opinionista, l'unico e irripetibile Olindo Filippi. Ciao carissimo Olindo. Olindo. Scusa, no, ma non è Olindo. Sì. Ascolta, sì, mi dica. Roba, sì, mi dica. Sento come sta Arnuto. Come sta? Va bene. Arnuto, come sta? Beh, sta bene, sta. No. Va bene. Okay. Non te lo posso No, non so chi sia, no, va bene. Vabbè, allora. C'è pazienza. Va bene, grazie. Salve, salute. Va bene, Olindo, ci sei? Sì, pronto? Eccolo qua, carissimo Olindo, ciao, come stai? Buongiorno a tutti, abbastanza bene. Ecco, non hai tu il raffreddore, no? No, non ho raffreddore, però stanotte sì, avevo un po'... Che è successo? Battevo brocchetta. Ah sì, come mai? Sì, perché non sono ancora... Cioè non pensavo a un calo di temperature così repentino. Ah, non è ancora acceso il riscaldamento Con allora. l'insolito. Sì, ho capito. Allora aspettavo girarmi e rigirarmi, alla fine mi sono alzato, sì. mi sono tolto un sugaman. Ah sì? E me lo sono messo sopra, lei che ho sbagliato, era il sugaman da piede. Allora mi cos'era solamente così. Sì, ho capito. Ti sei svegliato con un ti sei alzato con un certo odore, forse. Dico no, ti sei alzato con un certo odore magari nella stanza. No, sugaman da piede netto era. Ah, ho capito. Ho usato. certo. E ti saluto anch'io i tuoi ospiti, saluto Battista. Sì, certo. Un ragazzo di qualità e quantità. E Luca vado sempre a catarlo lì a San Massimo. Ah sì, vai sempre. Ho mangiato una pizzetta da lui. Ah, ho capito, c'è la pizzeria. Bene. Poi niente. Dimmi. Qua saluto gli amici ascoltatori. Sì. In questa domenica bigia, insomma, una domenica che comunque... Però ieri, dai, insomma, splendente per l'Hellas. Ieri splendente per l'Hellas, insomma, 3 punti d'oro, come si suol dire. Sì, luccicano. Anche se guadagnati con una prestazione, diremo, arcigna. Sì, è stata una prestazione matura. Sì. A me la squadra comunque è piaciuta, nonostante, insomma, le difficoltà negli ultimi 16 metri. Sì. Però sappiamo che le squadre che vengono a incontrare a Verona si saranno in difesa. È vero, anche se il Lanciano ieri ha attuato la tecnica dell'elastico delle mutande e cioè si contraeva in difesa per poi ripartire all'attacco a sprombattuto come una sfiondra. Quindi insomma una bella squadretta, mi è piaciuta, anche se è una matricola, primo anno che è in Serie B, per fortuna, mi è piaciuta, insomma l'allenatore Autieri si è comportato abbastanza bene, ecco. Va bene, dai. Senti Olindo, cosa dici? Sentiamo un pochino qualche ascoltatore? Sentiamo chi c'è. Va bene, allora apriamo le linee, dai, sentiamo un po'. Eccolo qua, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, pronto. Mi scusa, volevo parlare con Cepito, c'è? No, non c'è. Grazie. Prego, grazie. Grazie a lei. Sì, alla mañana. Sentiamo un po'. Eccoci qua, pronto? Sì, pronto? Sì, pronto, chi parla? Ciao, sono Marco, ciao Alessandro. Caro Marco, ciao Tony, sono Tony. Allora, saluto anch'io i tuoi ospiti. Sì, grazie. Saluto Battista, saluto Mantovani che vedo inquadrato in questo momento. Due grandura che vedi inquadrato comunque. E saluto anche Simone Antolini. Ma niente, allora, secondo me allora io voglio dire una cosa. Dimmi. Ecco, Sassuolo a parte che sta facendo un campionato abbastanza a sé, anche se devo dire molto fortunato, mi spiego Alessandro, che saluto tra l'altro. Allora io volevo dire solo una cosa. Il Verona ieri, nonostante insomma, come diceva il buon Olindo che saluto. Sì, ciao Marco, stai a curto perché siamo qua delle 12:30, siamo ancora qua ai preamboli. Sì, no, sarò breve. Che saluto tra l'altro. Ma niente, volevo solo dire questo. Ho visto una squadra comunque matura, cioè una squadra che ha tenuto il pallino del gioco dall'inizio alla fine, che saluto tra l'altro. Saluta? E quindi secondo me, appunto come diceva Olindo, sì Marco, ho capito, però dai che sì, no, arrivo al dunque. Se ti ricordi Alessandro, nel campionato mi pare 42-43 se non sbaglio, facciamo un campionato, iniziamo proprio così, mi spiego, cioè un po' così a rilento, poi subito secondo in classifica, ecco. Io non vorrei dire, ma secondo me prima o poi il Sassuolo scoppia, non può andare avanti così, mentre noi che abbiamo fatto una preparazione
H. Tu sai, no, che saluto, sì. La preparazione H, la saluto. Sì. Sì. E veniamo fuori alla distanza. Ho capito. Tu sai cosa serve, no, la preparazione H? No, dite la verità, no, se vuoi spiegarcelo. Vai su internet e guarda cosa serve la preparazione H. Ok, va bene. Un saluto, ciao a tutti. Grazie, Forza e la Sverona. Grazie a Marco. Olindo, non so cosa dici. Preparazione H, che ne so, è quella per le maroidi, la preparazione non so. H. Daremo un'occhiata anche noi, dai, cosa dici quello che dice su internet. È la farmacia piccenina, no? Sì. E viene uno con dentro la scatoletta della pomata, dice, sì. dietro le maroidi, questa qua. Mi pare che sia quella, ecco. No, sinceramente non ho capito cosa intendeva dire. Vabbè, dai, sentiamo se c'è un'altra telefonata. Eccolo qua, pronto? Pronto? Sì, pronto, chi parla? Sono Benito. Con Mela. Ma Benito, guarda, va molto bene, per la verità. Ciao, ciao Benito, come stai? Tutto bene lì? Sì. Senti, come mai chiami? Volevo solo dire che è un tempo di merda. Ciao Benito, immaginavo io che c'è sto. Pronto? Pronto? Sì, ciao Monica. Sogno Monaca. Come, scusa? Sogno Monacella. A Monaca. Monacella. Ah, Monica di Napoli. La cugina da Monaca di Napoli. Ah, la cugina di Napoli. Ciao. Hai la stessa voce come che tua lo cugina. so, in famiglia tutto la stessa voce. Scusa, non ho capito. In famiglia? Sì. Hanno tutte la stessa voce. Ah, avete tutti la stessa voce, ho capito. Sì. Bene, fantastico. Dai. Senti, come mai chiami? Senti, allora sì. volevo dire solo una cosa. Sì. Che aspetta a Monaca qua a Napoli, a San Paolo. Dici che viene giù a San Paolo? Sì, ma ha detto che fosse venire, non sono sicuro perché ancora non l'avete. Ah, ho capito, sarà dura. Sarà molto tempo. Questi con l'altro. L'aspetta. Sì. E niente, speriamo di fare una bella partita. L'aspetta con la pastiera. Pastiera, sì. L'aspetta che ho fatto anche la melanzana. Ah, va bene, buone. Aspettiamo a braccia aperte. Sì. E diciamo sportivamente Forza Napoli e Forza Chiesa. Ah, forza tutte e due, bene. Bene? Va bene, ok, grazie Monachiella. La cugina della nostra Monica. Sì. Ciao. Ehi, sì, che c'hai? A giura specchina. Va bene, grazie Monachiella. Ecco che c'è un'altra telefonata, sentiamo un po' chi c'è. Pronto? Ah sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Solo un'informazione. Sì, mi dica. È lì Cottero. No, non c'è. Grazie. Va bene, vai. Pazienza. Pronto? Sentiamo un po'. È pronto? Sì, pronto, chi parla? Ciao, sono Stefano. Stefano, ciao. Ciao. Dimmi. Fate ascoltare la partita oggi? No, noi no, dire la verità, sai. Qualche alta frequenza, sì. Chi gioca oggi? Oggi gioca il Chievo, Napoli contro il Chievo, sì. Ricordalo. Ah, stasera. Lo ricordo, figurati. Sì, non preoccuparti, lo ricordo. Ascolta, volevo fare una domanda a Olindo. Una domanda a Olindo, sì, alza un pochino. Alza un pochino la voce, Stefano. Allora, volevo fare una domanda a Olindo. Sì. Secondo lui cosa deve fare il Chievo per vincere? Cosa deve fare? Va bene, grazie Stefano, grazie. Un gol per fare gli altri. Non lo so. Olindo, che devo dire? Veramente certe volte faccio fatica così a seguire un po' le cose. Che ci vuoi dire? Senti, facciamo l'ultima telefonata, cosa dici? Sentiamo chi c'è. Sentiamo un pochino, dai, chi c'è. Pronto? Fate schifo. Pronto, ma chi parla? Alberto. Ciao Alberto. È una vergogna. Ma come una vergogna? Che è successo? Allora. Sì. Premesso che mi va anche bene che gli altri ci fate giocare alle 6 della sera. Allora. Premesso. Sì. Ma a dove giochiamo? A Napoli. Ecco, io oggi ho un batteso. Anche oggi. Nalto. Quanti ne? Quanti ne? Senta in assa come i funghi. Ah, come funghi. Ho un batteso. Allora, un batteso, dai. Anche che mi alzassi da ristorante che alle 4 mesi uno ti arrivi al caffè. A una grappetta. Ma guarda che mi sa che è stasera la partita, non vorrei dire una stupidata. Come può alle 4 andare via a Napoli secondo te? Ah, ho capito, è che non dura in effetti. È una vergogna. È una vergogna. Voi che giocate sempre qua, gli altri sempre di là, dai. Va bene, dai, che ci devo fare? E quando gioca la prossima volta? E quando gioca? Mercoledì sera. Allora, non va bene?
No, niente, non te ne va bene Non una, posso. Alberto, ci picchia, non può. C'ho il coso forum. Ah, c'hai il Cineforum. Vabbè, insomma, sai cosa fai? Vai al Cineforum, ti metti l'auricolare nell'orecchio e ascolti Chievo, va bene? No. Non riesco più a seguire il film. Vabbè, comunque, dai. Ecco, vado a vedere la corazzata con gli occhi. Ah, la corazzata con gli occhi, vabbè, ok, Cineforum. Avete anche il dibattito alla fine? È uno schifo, una vergogna. Avete anche il dibattito alla fine, dopo Alla la fine, corazzata, sì. Va bene. Diglielo te che sei lì della cosa. Glielo dico io, non preoccupate. Voi altre cose non potete cosare. No, basta, dateci anche noi altri un po' di cosazione, no? Va bene, Alberto, va bene, dai, ok? Ciao Alberto, ciao carissimo, ciao. Olindo, chiudiamo? Cosa dici con i saluti? Sì, speriamo, niente. Ora facciamo un in bocca al lupo ai amici clivensi. Sì. Insomma, sperando che contro una corazzata del Napoli facciano la loro partita, il Napoli in crisi. Sì. Insomma, una mini crisi, ha perso anche in Coppa. Sì, vabbè. Insomma. E quindi, insomma, vediamo oggi come sarà. Va bene. Quindi in bocca al lupo e buona domenica a tutti quanti. Ok, grazie Olindo. Grazie. Questo la preparazione H. Hai trovato? Sì, la vai in casa. Che cos'è, scusa? Per le maroidi. Ok. Ciao. Va bene, grazie, ciao. Questo è Olindo Filippi a Gol de Ponta.